per quelli che si stanno ancora abboffando, per quelli che stanno aprendo i regali, o per quelli che magari non tengono niente da fare. Cominciamo. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, eccoci qua. Eccoci qua, ci spostiamo. E ho tolto pure il coso di là. Non lo so, sto facendo degli esperimenti, sto impazzendo. Auguri, amici bellini, buon Natale. Giusto per un saluto, ci passiamo un'oretta insieme, dopo vi do il link. Qualcuno che vuole entrare in live video, ci facciamo gli auguri. È una live molto leggera, siamo tra di noi. E ho pensato, insomma, dato che qua il Natale non è che sto mancando a dei doveri. Abbiamo festeggiato, insomma, la vigilia con la famiglia, tutto a posto. E più tardi me ne vado al cinema. Ma magari c'è qualcuno, perché non tutti hanno possibilità di andare in famiglia, magari qualcuno si annoia, si trova così. Ho pensato apriamo e parliamo, tanto le cose del Napoli le conosciamo. E oggi sembrano essere andati tutti effettivamente in vacanza, tranne il Napoli che ci dicono che ci sono allenati. Però, per esempio, notizie di mercato, Di Marzio ha ripetuto quello che ho detto io nel video ieri, quindi non c'è niente da fare. E vediamo se riescono anche dei giochini. Sto pensando a dei giochini, vediamo se riusciamo a divertirci. Nel frattempo, visto che siamo tra di noi, vedi, succedono cose. Mesi e mesi di Telegram, vedi, sto facendo delle cose nuove. Ma va bene così, Emanuele. Grazie sempre per il supporto. Ringrazio Maurizio che sempre non mi fa mancare il suo supporto anche a Natale. E grazie a tutti. Becco tutti i messaggi, che adesso non c'è la partita, quindi possiamo leggerci tranquillamente. Peppe Di Palma, Mario Rizzo, saluto Sandro, gentilissimo. Emozioni, e l'emozione è la prima cosa. Buon Natale a tutta la community da Paradiso, CN, buon Natale a tutti, Raffaele. Devo pure aspettare che ci mette un po' di tempo a chiamare i messaggi, anche questo è importante saperlo. Auguri di cuore, buon Natale a tutti da Antonio Esposito, forza Napoli sempre. Un'oretta ed entra anche Vincenzone, vai, ho letto che devi caricare il telefono, ricarica il telefono, ricaricatevi. Tore Falanga che immagino sta recuperando il tempo perduto alla grande Tore. Un abbraccio Carmine Grieco. Mauro Garofalo, uno dei nomi più storici del canale, io faccio fatica a ricordare, ma alcuni nomi li ricordo. Ange, buon Natale e forza Napoli sempre. Carlo Piccirillo, Valentina, Stream Elements che sta funzionando, Edoardo, Clemente, Navajo, tra tutti gli amici, Davide, Principe dei Bellini, Beppy Fox, auguri anche a te amico mio, alla grande, i tortellini in brodo pure buono, pure sono buoni, io sto insegnando un po' le cose nostre anche qui in America. 45 mesi, era vero che erano mesi e mesi di supporto, devo dire la verità. Buon Natale anche a te Emanuele. Che menù? Allora, ieri, vabbè, ovviamente pesce, non era scontato, però abbiamo fatto una cosa semplice, leggera, un po' di riso, un risotto ai funghi con un salmone, con degli asparagi, un'insalata buonissima che fa mia moglie, i famosi antipasti che fa mia moglie. Veramente la posso utilizzare questa cosa di Totò finalmente, i famosi antipasti che fa mia moglie. E quindi ci siamo divertiti. Buon Natale Gianni, Francesco da Miami Azzurra, tanti auguri anche
ad Angela che non manca mai, buon e sereno Natale a te, a Guido, a tutti gli amici bellini, Achille, Gio, che poi sono due nomi che insieme fanno faville, non so se tu puoi sapere, ma noi lo sappiamo. Più cari auguri di Natale, un abbraccio e grazie per quello che fai per noi, grazie a voi per esserci ragazzi, io potrei farlo anche senza di voi, ma diventa inutile, come l'albero che cade nella foresta, fa rumore sì, ma non lo sente nessuno, quindi è grazie a voi. E ancora messaggi, Elena, auguri. Riccardo, hai mangiato casatiello? Sai che c'è qua una cosa che non è il casatiello assolutamente, ma un pane che fanno con qualche salume dentro, un po' di formaggi vari e ci sono un po' di cose che diciamo ricordano, ecco, ma non è. Oh, attenzione a Pasquale. C'è della live in questo supporto. Si è sentita la cosa? Si è sentita la cosa? C'è della live perché c'è supporto. È della live in questo supporto. Non lo so, sto provando delle cose, vediamo se funzionano. Io le ho sentite, non so se le avete sentite voi una volta, due volte. È sempre trial and error, non si può mai sapere finché non si va live. Buon Natale anche tu di lunga data, Simone, mi ricordo. Clelia. Proviamo il Futi Tic Tac Toe. Sì, Davide, è uno dei giochi che volevo provare. Quindi adesso C'è della live in questo supporto. c'è da live in questo qui si gioca a carte. Buon Natale Domenico, grazie. Vedi? È uscito pure doppio perché esce pure sotto qua. Grazie mille, Tore. Adesso recupero tutti i messaggi, per fortuna questa è una di quelle live dove finalmente posso beccare tutti i messaggi e non perdermene nemmeno uno, siamo tra i più intimi. Auguri da Rio de Janeiro, grande Vincenzo, mamma che ansia, buon Natale. Gaetano Franco, Valerio, buon Natale a te e a tutti gli amici bellini. Pasquale, ci vediamo a New York giorno 29, bravo Pasquale, ricordami, scrivimi che ti devo mandare l'indirizzo del locale in cui suono il 29. Cominciamo un po' tardi, quindi magari non lo so, quando si viene a New York in vacanza si cammina molto e si arriva stanchissimi alla sera, e se non ce la fai io lo capisco perché ci sono passato anche io. Però nel caso in cui con i fusi orari non ci troviamo e ti riesci a fare un giro mi farebbe piacerissimo. Tanti auguri a Aurelio e anche che anche il presidente ha fatto gli auguri a tutti. La minestra maritata, minestra maritata sì, l'insalata di rinforzo che non capisco, continuerei a non capirlo. Natale, Gaetano, buonasera Edoardo, non si possono fare 110 cenoni assolutamente, ancora augurissimi, Francesco è uno spammatore di professione, augurissimi a tutti, lo ripeto, ma te l'ho letto 3 volte, quindi va bene così. Michele anche, celebra, 40 mesi, tanti auguri amici bellini, un abbraccione e ringrazio Pasquale. Caro tenuto, tra poco mi trovavi ancora a tavola, lavastoviglie la metto dopo, vai Angelo, non c'è problema. Buon Natale Carlo, si è sentito benissimo, solo Diego e sempre solo Diego, caro Phil again. Ieri è venuto da voi Kevin, che si è perso per New York City, ma Kevin chi? Kevin Costner, perché ho visto il buon Umberto col cappello che ha detto alla Kevin Costner, o Kevin Malquit, o Kevin De Bruyne, fammi sapere perché non sono preparato. C'è della live in questo supporto. Vedi, c'è della live in questo supporto. Grande Daniele. Daniele 2.1, c'è supporto. Ringrazio. Giocare a carte è una delle cose che mi ha cresciuto, quindi Torre Falanga, vai. Questa è un'altra cosa poi che non si spiega, è difficile da spiegare a chi sta all'estero, ma crescere con i propri nonni, crescere in mezzo a famiglie numerose, quando vai nelle famiglie, no, e incontri la domenica oppure nelle feste così, e ci sono tutte le età, no? Ci sono i bambini più piccoli di te, i tuoi coetanei, ci sono i genitori, gli zii, i nonni, guardate che è importante, quello veramente è una ricchezza culturale. Perché ti rendi conto, impari come bisogna confrontarsi con realtà diverse, età diverse, reazioni diverse, mentalità diverse
e poi quando vai nella vita reale non sei sorpreso. Invece se uno ha sempre a che fare con due persone, famiglie ristrette, si va fuori nel mondo e si hanno delle difficoltà. Queste sono delle riflessioni che si fanno quando si esce poi dal seminato. Parliamo un attimo del prossimo calciomercato. Che ne pensi dello scambio Raspadori-Fagioli? Carlo, è difficile. Allora, Raspadori è uno di quelli che sicuramente tu puoi in teoria sacrificare perché non trova spazio con Conte, e allora ha senso parlare di Raspadori in uscita per fare un tesoretto e per reinvestire nel mercato dove ti serve. Se voi mi dite Raspadori Danilo, io ho fatto anche il video per le liste che ci spiega dove si può intervenire. Non si può fare, non avrebbe senso, eccetera, eccetera, perché poi è un altro che non è vivaio Italia, quindi diventa difficile. Puoi spostare un altro. Però già per esempio Raspadori Fagioli fai entrare un centrocampista che il Napoli può utilizzare, perché non ha le stesse caratteristiche di Anghissà, non ha le stesse caratteristiche di McTominay, però può entrare a fare una mezzala dinamica, può rientrare nelle rotazioni. Poi nello specifico Fagioli è un giocatore che forse sta avendo dei problemi, comunque i postumi di una storia torbida che lo ha visto protagonista. Ovviamente uno può sbagliare nella vita, non è che poi sei bollato a vita e non puoi più presentarti, però insomma ha pagato e così. Vediamo, perché l'idea che ci siano solo giocatori della Juventus con Manna, io non sono convintissimo, secondo me ci sono altre possibilità. Vedremo. Buonasera Marco, buonasera Benedetto da Venezia. Si è sentito tutto a posto, auguri da Londra, sei scassato, bravo Ferdinando, ma questi sono i giorni in cui ci si può fare e poi dopo ce ne pentiamo. Mi sono collegato a Costa per fare gli auguri, grazie Biagio, anche Massimo Portugal for you, grazie per quest'anno azzurro assieme, che tu possa realizzare ogni sogno, che la vita si sorrida sempre. Buon Natale a te e moglie. Massimo, un abbraccione. Paolo Di Paolo, buon Natale, grazie per la tua costante presenza, cerchiamo di farci compagnia Paolo, grazie a te. Ce la farò perché arrivo il 28 alla grande Pasquale, quindi non dimenticare di scrivermi in privato. Buon Natale Marco, recuperiamo il supporto di Daniele. Poi l'insalata di rinforzo è sempre la stessa da 20 anni, che congelano e riscongelano e puntualmente nessuno se la mangia, se no non si spiega, è proprio così, è proprio così. Buon Natale Roberto Mandarini, il film. Ah, Kevin, mamma ho perso Valerio. Sì, mi ero perso anche io questa citazione, questo rimando poi al Plaza, all'Hotel Plaza dove abbiamo suonato. Stasera tombola selvaggia, c'è anche tra i giochi una specie di tombola del calcio, il bingo del calcio, è un po' complicato. Ora Gabri Veiga, ho letto il ritorno di fiamma su Gabri Veiga, ma ragazzi, io sono emozionato, siete comunque più di 100 e dovete lasciarvi il like, lasciate il like per il vostro essere così presenti. Io lo clicco qua, esce, vedi? Lasciatelo perché siete straordinari, è qualcosa di incredibile. Fagioli no grazie, fa aria, è pure vero. Vedrai che qua a Venezia stanno tutti casati, vogliono i 3 punti al Maradona. Immagino, caro Benedetto. Venezia non naviga in ottime acque di classifica, hanno bisogno di punti e daranno battaglia. Anche noi abbiamo bisogno di punti però, perché solo con la continuità di risultati poi si può guardare agli inciampi degli altri. Vedo un Vincenzo che mesi e mesi anche lui nel gruppo Telegram, quindi non c'è dubbio. E Kevin che ha sbagliato l'aereo, posso riandare alla famiglia a Parigi, è andato a New York City. Vedi se lo riesci a trovare. L'ultimo avvistamento è stato al Plaza Hotel, esattamente Francesco, l'abbiamo recuperato. Grazie a te di esserci GM, tutto a posto. Sinceramente io Raspadori lo cederei solo all'estero, anche io ho pensato così.
squadra di De Zerbi è proprio quello che ho detto in diversi video, caro Pasquale. Tu non lo so se li hai sentiti, ma l'idea era proprio quella. De Zerbi lo apprezza, va all'estero, quindi non te lo ritrovi contro, non rinforzi una delle tue avversarie, perché si parlava di Juventus, ma si è parlato anche di Atalanta. Adesso l'infortunio di Retegui, vediamo quanto tempo ne ha, però Atalanta va e appena c'è una defezione vuole comunque migliorare, altro che non c'ho niente da riparare, siamo primi in classifica, l'Atalanta sembra convinta di andare. E tutti, quando si parla, se Raspadori va all'Atalanta esplode così, perché Gasperini è famoso, oramai c'ha una nomea di allenatore che riesce a rivalutare, revitalizzare giocatori che da una parte non funzionano e con lui funzionano. Quindi farei attenzione alla cessione di Raspadori. Merry Christmas Nicola Fallo. Sto andando piano piano perché così vi recupero proprio tutti. Buon Natale a te signora, grazie Antonio, Enrico. Fagioli no, giocatori e persone serie, grazie. Vedi, è inevitabile che gli strascichi di quella storia restino nella testa dei tifosi e sono con voi perché è difficile. Poi nello specifico uno non è che vuole condannarlo a vita, però si deve valutare la tenuta mentale degli atleti, e uno che purtroppo ha avuto questo problema che ha avuto, vuol dire che con la tenuta mentale non è facilissimo e potrebbe anche non continuare una carriera dove prometteva bene, perché Fagioli è forte tecnicamente, però potrebbe anche non funzionare a lungo, quindi il Napoli ci deve ragionare bene. Ciao Shapiro, buon Natale, stasera pasta e fagioli, pure può essere. Esattamente, Fagioli fa solo aria. Buonasera Conspiracy Facts da Varese. Grazie a tutti, auguri. Angela, andiamo a vedere il film sulla la biopic di Bob Dylan, con il famoso Timothy Chalamet, che è l'attore che va per la maggiore. Ho visto un pochino il trailer e sembra veramente interessante. Bob Dylan è un artista conosciuto e non, chi lo conosce poi dopo si appassiona, perché è una storia non banale con questi artisti qua, e quindi ci siamo guardati, detto, vogliamo andare e andiamo. Poi un cinema particolare con i tavoli dove ti portano pure il cibo, un'esperienza nuova che andiamo a fare. Una mezz'ora ancora, sto al 28 di carica e noi a te aspettiamo, Vincenzo. Noi non partiamo con gli ospiti finché tu non c'hai il telefono un po' più carico. A te aspettiamo senza alcun dubbio. Ho capito che siamo a Natale, ma le minestre maritate riscaldate, tipo caprivega, meglio evitare. Poi alla prima partita del log, chi se non vuole venire si vede, e poi giocatore finito perché è andato in Arabia, gioca anche qua, mentalità perdente perché uno che va a prendersi i soldi invece di stare in un campionato competitivo. Ce ne sarebbero tantissime di frasi che ancora prima che viene o che si intavoli una trattativa si possono già dire sul ragazzo. È facilissimo. Alle volte il racconto del calcio è veramente facile. Mario, buon Natale a tutti. Come giudichi l'accanimento del tifoso medio nei confronti di Kvara? Viene spesso messo in discussione. Amico mio, guarda che ho fatto io. Queste sono le zollette di zucchero giganti. Io sono un bambino piccolo, faccio la N del Napoli. Questa è venuta bene, l'ho disegnata abbastanza bene. Stavo facendo il logo del canale, un po' più piccolo, eccetera, eccetera. Io, se mi metto a scarabocchiare, io faccio il 77 e quindi sono l'ultimo che può giudicare Kvara, perché sono innamorato, ossessionato. È così, il tifoso è così, prende degli ingrippi, è difficile che poi con il racconto anche esasperante ed esasperato del calcio di chi fa notizia e viene ritwittato e viene visto solamente quando ha delle opinioni estreme, si arriva a dire che Kvara è il male del Napoli, che Kvara non gioca più bene, che Kvara eccetera eccetera, anche quando i numeri proprio non supportano queste tesi. Tu la dici grossa e dicendola grossa arrivi a più persone, arrivando a più persone arrivi a più persone che possono pensarla anche così, e quindi striscia questo pensiero. E adesso Kvara è il nuovo capro espiatorio, si aggiunge
a turno, Meret, Juan Jesus, all'epoca vi ricordate era Mario Rui, Yusai, poi Insigne, toccata Insigne, per un periodo Kvara se l'è cavata, perché fa il primo anno, vince lo scudetto, così, l'anno scorso come se fosse stato colpa di Kvara, l'anno scorso, e Kvara comunque oggi ha dei numeri che sta subito sotto a Lukaku, e se non fosse per lui... Insomma, vado in difficoltà a raccontare l'ovvio, purtroppo è così, poi che giochi così lontano dalla porta, che debba dribblare in solitudine, abbiamo visto anche con Neres, quindi vado veramente in difficoltà a parlare di Kvara. Auguri, grazie a te Francesco, assolutamente. Con Lazio, Atalanta e Juve Fiorentina in quei giorni facciamo le persone serie con il Venezia. Bravissimo Francesco, sono questi poi i momenti del quando succedono questi scontri diretti dove qualcuna deve inciampare per forza matematicamente e tu là non devi dare agio, non devi dare respiro. E anche psicologicamente è importante, nel momento in cui fisiologicamente una perde punti tu devi fare bottino pieno, e questo è il modo in cui la squadra poi si convince ancora di più dei suoi mezzi, si sente forte. Le partite da recuperare influiscono su alcune squadre. La Fiorentina vedi che adesso magari stecca una partita, deve recuperare quella con l'Inter e c'ha il pensiero dobbiamo recuperare con l'Inter, quindi è quasi come se non averli altri 3 punti a disposizione. Vedi il Milan che deve recuperare quella partita e sta lontano e arranca. Tutti questi recuperi sono tosti. Quindi psicologicamente mettersi davanti mica male, mica male. Non scherziamo, Fagioli farebbe comodo, dice Gius Ghiottone. Ghiottone. Fagioli ci avrei scommesso, ovviamente. Ricordo un Natale passato da solo, mi invitò un mio collega napoletano dai suoi, mi trattarono con un'amicizia e una simpatia incredibile, che grande il popolo napoletano. Enrico, che bellezza, eh? Sono belle testimonianze. Mi fai ricordare una notizia che è uscita qualche giorno fa della moglie di Maggio, che stava cercando di vendere un oggetto online, insomma così, e le hanno chiesto da dove sarebbe arrivato il pacco e lei fa arriva da Napoli, e le hanno risposto non comprerei da voi nemmeno, insomma una cosa di un acerbismo e di un'antipatia incredibile, e lei da signora del nord che non ha mai subito questa cosa sulla sua pelle l'ha subita per la prima volta e si è resa conto di cosa significa poi il pregiudizio nei confronti di chi abita in un'altra zona dell'Italia. Sempre Italia è, ma alle volte è molto diversa. 17° like, quindi in preventiva l'aveva lasciata Angela. Se avessimo giocato oggi avrei detto che avrebbe segnato Mati Garraciarrua. La Garraciarrua. Ogni tanto la telecamera si spegne, ma funziona ancora, quindi è tutto a posto. Però sulla questione di Fagioli è anche un discorso di qualità più ampio, perché Tonali per esempio lo prenderei di corsa. Tonali è un altro paio di maniche, eh? È chiaro, proprio parliamo di calcio. Tonali è un altro paio di maniche. Per esempio io non capii che cosa significava quella convocazione di Spalletti per Fagioli. Adesso che si sta riorganizzando l'Italia, Tonali, Barella, addirittura Pellegrini, ma non Fagioli. Quindi poi si rinsavisce in certe cose. Alcune convocazioni sono assolutamente politiche. Penso anche alla convocazione di Daniel Maldini, che insomma sì, c'è hype intorno a Daniel Maldini, ma non sta facendo una grande stagione, gioca e non gioca, a stento gioca in realtà, e quando gioca sono più gli errori che ha fatto che le cose buone. E però Spalletti, ve lo ricordate quel battibecco con Maldini? Maldini è comunque una potenza in Italia politica da solo, e quindi alle volte si riallacciano i rapporti, si fa una cosa, tanto un posto in più che convoco uno in più che me lo tengo in panchina, che cosa fa? Però riallaccio dei rapporti. Purtroppo il calcio è anche questo. Buonasera Eddie, buonasera, buon Natale a tutti da Praia a Mare, come no, ci sono anche stato in vacanza spesso con il mio amico Francesco Boccia. Assolutamente, Domenico, ricordo benissimo. Buonasera Raffaele, lasciamo stare Fagioli, come si rock è una vago, se parli di Bob Dylan è chiaro, si deve sapere, si devono conoscere la storia della musica. Nicola,
Conte faceva, Ciro, un abbraccio. Conte faceva controllare Pogba anche nella vita privata, può fare la stessa cosa con Fagioli. Sì, ma che ci ricada non è quello il dubbio mio, e il fatto è che mentalmente poi reggi? Cioè, nel senso, l'idea che tu hai avuto questa debolezza mentale che poi ti ha portato a fare delle cose insopportabili e inaccettabili quando poi sei un atleta, e quindi già a prescindere, quello è un problema proprio mentale. Ma già oltre al problema mentale di chi non ha affiliazioni poi nello sport su cui scommette, e ci aggiungi anche quello, e quindi veramente mentalmente è difficile. Quindi, dato che sappiamo che la testa gioca un grandissimo ruolo nello sviluppo di un atleta, ci devono essere altri giocatori dove tu non togli un problema alla Juve, non gli risolvi un altro problema, perché quello stanno utilizzando. La Juve vuole utilizzare Fagioli perché è l'unico che ti può dare un po' di soldi per fare altri scambi e altre cose. Quindi veramente vai a risolvere, al di là del valore di Fagioli, vai a risolvere un problema alla Juve. Ci deve essere qualcun altro dove non aiuti la Juve. Questa è la mia considerazione finale. Così. Buon Natale Mario. Augurissimi. D'altronde ti ricordi a luglio cosa dicevamo? Erano pochissimi gli elementi meritevoli di rimanere rosa, quindi ne dobbiamo prendere altri. Senza dubbio, Biagio. Poi è chiaro che Conte essendo l'allenatore credibile che è, e molti li ha recuperati, e fai conto Di Lorenzo e Anghissà su tutti, stanno facendo tutto un altro tipo di campionato, e Anghissà lo ha detto che Conte gli sta addosso, che dice che non deve essere pigro, e Conte avrà individuato dove si potevano migliorare delle pedine. Lo stesso Olivera sta facendo un grande campionato, Rachmani, sempre al solito discorso, ha a fianco un partner un po' migliore, quindi va bene così. Però Conte è credibile, alcuni li recupera. Poi se vuoi fare il bottino pieno devi migliorare anche in panchina, è evidente che ti servono le cose, anche se hai una sola competizione, poche partite da fare, te li ritrovi gli infortuni, te li ritrovi le squalifiche, e se poi quelli che stanno in panchina non sono al passo, un po' non sono all'altezza, ma se non sono al passo proprio col ritmo gara con gli altri, vai in difficoltà. E auguri alla bellissima community da Las Vegas, grazie mille Luigi, lasciamoci i like. È una soddisfazione personale quando tutti i video superano i 1000 like, ma quale canale fa così? Veramente siete straordinari. Oggi mesiversario, sì, ho letto cara Angela, ho letto, perché poi il 24 è anche il mesiversario. Azzurro Temu, buon Natale, buon anniversario. L'importante non è risolvere i problemi alle altre, perché anche con Spalletti ha giocato, comunque quando mancava qualcuno, non è mai stato un titolarissimo Raspadù. Lo so, però non è mai stato un titolarissimo qua, ma che non lo diventa, secondo me, né all'Atalanta né alla Juve. Però con un Vlahovic che attacca e stacca, e tu lo sai bene perché sei il più grande tifoso di Vlahovic, e gli dai una soluzione, gli risolvi il problema di piazzare Fagioli, gli dai una soluzione. Se la buscasse da un'altra parte la soluzione, non da noi. Neres è un ottimo fantasista, ma Kvicia è il mio preferito, lo amo troppo. Ma infatti hanno aiutato tutte e due, se non giocano nemmeno col Venezia. Io voglio considerare Kvara ancora mezzo infortunato, capiamoci quando vi dico questo, nel senso che ancora con la fasciatura non sta al 100%. Quindi uno che non sta al 100% per me ci sta, che si gioca gli ultimi 20 minuti per riprendere la forma e per testare il suo recupero. Quindi mi va bene che cominci Neres al posto di Kvara così, ma non come vogliono dire. Fermi tutti, per la cena, c'è del per supporto. l'affetto, per tutta la vostra carissima disposizione. Buon Natale Alberto! Funziona anche questa? Per la cena, per la vostra carissima disposizione. E quindi anche questo ha funzionato. So che posso spostare a questo punto, visto che mentre leggo i messaggi poi si chiude sotto, allora posso spostare sopra quella cosa là, ci devo riflettere, ma funziona tutto. Grazie mille Alberto, come sempre. Il video di auguri con il capitano mi ha emozionato tanto, sa che a noi emigranti la lacrima scivola facile, mi è piaciuto molto. Bel video, sì.
Non mi piacciono i commenti dove si prende un qualsiasi argomento e per screditarlo lo si affibbia al tifoso medio. È proprio un brutto modo di comunicare. Col 2025 cambiamolo. Alcuni commenti dove si prende un argomento e per screditarlo... ho capito. Fammi un esempio pratico, così te lo commento meglio, che non mi viene in mente come... mi viene in mente un'altra cosa che spesso si fa. Si inventa un nemico immaginario per darsi ragione da soli. Ma non mi viene in mente adesso un esempio specifico che ho letto ultimamente, però si utilizza questa cosa, quelli che hanno detto che per esempio Lobotka non era buono, tutti quelli che hanno detto che Lobotka non è buono, ma quanti ne sono? Uno, due. Guardatelo adesso che numeri che c'ha, per esempio, e ti inventi un nemico immaginario per darti ragione di una cosa anche abbastanza ovvia. Ci sono vari modi che l'internet ha sviluppato che non hanno senso. Fagioli è come Gaetano più o meno, insomma, Gaetano è più offensivo, è più fantasista, Fagioli può fare più la mezzala secondo me. Però sì, sono cresciuti praticamente insieme in quell'annata col Cremonese. Qual è la città più natalizia degli USA? Quali differenze con l'Italia? Mi pare di aver visto che oggi c'è comunque l'NBA. Sì, allora, prima di tutto il concetto della vigilia non è abbastanza forte, non se ne frega nessuno. Qualche negozio chiude il 25 proprio per il Natale. Oltretutto, la mia esperienza di New York, essendo multietnica e multiculturale, non tutti festeggiano il Natale, e c'è una grande fetta di ebrei che non festeggia il Natale in questo giorno qua, i cinesi, tutti gli asiatici che non festeggiano il Natale, altri festeggiano un po' tutto a prescindere da dove vengono, perché comunque fa piacere, una scusa in più per festeggiare. Però in generale il Natale capita subito dopo il Thanksgiving, che è più importante per loro, subito dopo, insomma un mesetto. Però ci siamo resi conto, andando anche nei negozi, che arrivato il 24, la roba di Natale sparisce e si passa subito a San Valentino. Cioè si ragiona ovviamente sulla festa dell'ultimo dell'anno e si passa subito alle decorazioni per San Valentino, quindi non è molto sentita come da noi il Natale, diciamo, cristiano tipico. Quindi sì, si va avanti con gli sport, non c'è problema. Devo recuperare il video sul calciomercato, ma chi è questo fantomatico giocatore della Premier che Napoli avrebbe già preso per gennaio? Vorrei saperlo anche io, caro Francesco, giocatore della Premier che il Napoli avrebbe già preso per gennaio. Ci sono vari nomi che si sono fatti, dalla Premier si sono fatti tutti i nomi del Manchester United, difficili insomma da realizzare. Si è fatto Rashford, si è fatto Maguire, si è fatto Højlund o Zirkzee, se si prendono Osimhen, quindi è una roba, sono scambi complicati che non si fanno a gennaio sicuramente. Si è parlato di Duran dell'Aston Villa, e lì devo ancora approfondire il discorso e il giocatore, però ho sentito un Paolo del Genoa entusiasta, che di solito non si sbilancia così, e quindi ha fatto piacere leggerlo. Vediamo, non lo so, non ho notizie, se qualcuno ha notizie più pregnanti commentiamole. Auguri Pier. Vincenzo, sta aumentando a dismisura e quindi adesso i messaggi li devo recuperare con più velocità. Rineo, grazie sempre per i tuoi insostituibili e impareggiabili video che arricchiscono con competenza, originalità e sapiente intuizione la nostra passione per il Napoli. Che bel messaggio, commento memorabellino. Dove sta? Yes, grazie. Grazie mille. Hai mangiato il crapetto, il crapetto con le patate? No, ma farò in modo almeno di organizzarmi con una lenticchia e uno zampone quando sarà il tempo di farlo. Qualcuna delle tradizioni vanno mantenute. Quindi anche Raspadori nazionale, la convocazione politica, visto che nel Napoli non gioca mai. Sì, però lì ha senso a livello di ruolo almeno. Perché se Spalletti continua a giocare con il 3-5-1-1, almeno quello è proprio il ruolo suo, cioè di tenere uno che è un po' attaccante e un po' no, e dietro la punta può girare, e ogni tanto ha fatto molto bene. Io non è che non sono il cugino di Raspadori.
Però ogni tanto, almeno come ruolo, tu te lo tieni a uno che ti può scompaginare, ti può fare la prima punta se lo supportano, o ti può giocare sotto punta e stare intorno così. Ha senso a livello di ruolo. E poi nelle convocazioni tu non è che ti dici ho comprato un giocatore che non so dove usare. Ho convocato un semi-jolly che mi può tornare utile. Proprio in maniera proprio semplice. Però sì, le convocazioni politiche esistono, noi non sappiamo tutto. Valerio, il centrocampo per il centrocampo ne prenderei due. Non abbiamo due delle stesse caratteristiche di McTominay e Zambò. Esatto, per il primo prenderei uno come Vesino, non troppo costoso, ma con il vizio del gol. Vesino infortunato, la Lazio pure sta cercando un centrocampista, o forse due. Quindi Vesino, però, hai capito Filippo, è un altro che è molto in là con gli anni. È chiaro, non troppo costoso, il vizio del gol come caratteristiche ci siamo tutte, perché uno tosto è proprio forte. Mi piace, mi è sempre piaciuto Vesino, ci ha sempre dato anche difficoltà. Però un altro giocatore in là con gli anni che non ti rivendi, il Napoli deve stare attento perché è molto molto in là con gli anni la rosa, e si parla di Maguire, e si parla di Pellegrini, e si parla di tutta questa gente in là con gli anni. Difficile così, pensare poi al futuro. Quindi capisco, allora le caratteristiche mi piace tantissimo. Serve un altro nome simile però. Ma parlando di cose serie, chi prendiamo al posto di Lukaku a giugno? Un altro anno così non lo reggo. Caro Raffaele, se si parla di quel Duran, è lui. È lui perché dovrebbe avere tutte le caratteristiche che vogliamo in un centravanti. Se no, se prendi un altro, un profilo alla Bonni, nel senso che in fase di esplosione, con un Lukaku che ancora te lo tieni perché è difficile piazzarlo subito, forse è un'idea non da trascurare, perché prendi a uno che non deve esploderti subito, ma che in prospettiva anche con l'età ci siamo. Sicuramente qualcosa si farà, io non credo che Conte sia soddisfatto al 100% di Lukaku. È vero che in attacco Spalletti ha meno scelta, questo pure è vero. E Raspa lo conosce bene e va sul sicuro. È vero comunque Ayew, Ken prima punta, cioè quello tiene l'Italia. Reteghi perché è naturalizzato così. Ken e Reteghi, voglio dire. Che poi in Italia fanno i loro gol che devono fare, però non abbiamo veramente grande scelta. Fagioli non sostituisce a chissà. Per fortuna Vale si era veduto Spalletti su Fagioli. Il problema Fagioli, sai quale può essere? Non tanto sportivo. A Napoli abbiamo l'abitudine di dire quando un amico non ti crede su qualcosa che tu vuoi... hai ragione. Che tu vuoi giocare. A proposito del discorso di prima, io sono del nord Italia, ma ormai da anni amo il Napoli e sono veramente il mio amore. Ogni anno ci vado spesso con mio figlio. Luca, che bello, Fa piacere leggere di queste testimonianze sullo scarso in attacco, senza dubbio. Fagioli lo prenderai per i fagioli extracampo. Vai proprio nello specifico. Buon Natale Rosario, l'importante è venderlo altrove e siamo d'accordo, siamo arrivati finalmente al supporto di Alberto, Alessandro, fermi tutti, azzurrissimi, auguri azzurrissimi Salvatore, Aniello, buon Natale, Giorgio Mele, Vincenzo, sono passati più di 30 anni da quelle vicende, ovviamente senza ritornarci. Buon Natale ragazzi, dal mio posto di lavoro dove Vale mi tiene compagnia un turno serale alquanto Sulagno in quel di Firenze. Ma quanto è bello Oriali, John, questo mi fa proprio piacere, è proprio la ragione di questa live. Ci doveva essere 1, 2, 10 persone che magari mannaggia, oggi proprio non potevo uscire da lavoro, magari se qualcuno mi fa, perché questa è una cosa che è capitata anche a me, guardiamoci nell'anima un attimo. Ci sono quelle giornate in cui magari è un weekend dove non c'è il Napoli, non ci sono le radio, nessuno parla del Napoli, e in quei momenti io vorrei qualcuno che una chiacchiera anche di cose che già sappiamo, così, però lì occupare quei vuoti mi fa piacere farci un po' di compagnia. Buon Natale Giuseppe, lasciate sempre il like, come arrivate, il buon Natale e il like che aiuta la barca. Rossella, un vero mostro, il lobo Bannaro. Tanti auguri Vale, Alessandro, a te e alla tua famiglia. Io purtroppo, per fortuna, non posso seguire la Rai perché gioco con mia figlia a tutti i giochi che ha portato Babbo Natale. Bravo. Chi vi ha portato Babbo Natale? Faccio come Petullà, fare la lista delle cose di Petullà. Spero che abbiate avuto tutti i vostri regali
ci siamo e vi stiate divertendo. Assolutamente priorità alla famiglia. Ci facciamo compagnie per chi non ha modo, ma va bene così. Auguri Maurizio. I nuovi nuovi, i nuovi, esatto, i nuovi novi, esattamente. Come fai a non conoscere i Duran Duran? Abbiamo preso i Duran Duran. Allora è quello di cui si parla per... Ma non penso per gennaio, magari. Magari. Non credo. Vediamo che succede. Auguri Valerio, grazie mille, buon Natale a tutti, grazie per i tuoi video sul Napoli, nonostante tifoso sei obiettivo, è ciò che mi tiene legato a vederti con piacere, buone feste. Grazie Gaetano, apprezzo molto perché il mio essere tifoso è indubbio, nel senso che è una di quelle cose che non puoi celare. Ti svegli, sei tifoso, vai a dormire che sei tifoso, vai a suonare e sei tifoso. E quindi è chiaro che tutti i giudizi alle volte sono un pochino macchiati dall'essere tifoso quando diamo dei giudizi sulle squadre avversarie, quando guardiamo un arbitraggio, eccetera, eccetera. Poi io provo subito dopo la reaction, quando diventa non è più a caldo, ma a tiepido, a freddo, a guardarlo anche con ma se fossi stato tifoso della squadra X, come avrei visto e giudicato questo episodio? Ci provo, non sempre ci riesco, ma mi fa piacere che noti che ci provo. Ho sbagliato punti, intendevo punti esclamativi. Auguri Nico, grazie mille. Tra l'altro, secondo me, meglio di quella pappa di Pellegrini in nazionale. Per quanto riguarda Raspadori, sono d'accordo. Sono d'accordo. Poi ecco, Pellegrini magari può essere più centrocampista. Se per Spalletti ha più senso, e sono d'accordo con te Alessandro, mettere sotto punta un Raspadori vicino a un Ken o a Retegui e non un Pellegrini che si perde da sottopunta solitaria, Pellegrini, mezzala sinistra, una mezzala che accompagna, che ha un buon piede, però a Roma risolve un altro problema alla Roma. No, la Roma non ci pensiamo perché quest'anno stanno disastrati. Però prende un ingaggio altissimo per quello che è, perché il capitano, e poi il capitano della Juve Danilo, il capitano della Roma, il capitano della Fiorentina. Guagliù, fateci caso! Fateci caso! Prendiamo il capitano della Fiorentina Piraghi, problemi con la Fiorentina. Il capitano della Roma Pellegrini, problemi con la Roma. Il capitano della Juve Danilo, non l'ha detta nessuno questa cosa. Non l'ha detta nessuno, non l'ho sentita da nessuna parte. Ci stiamo andando a prendere tutti i capitani, il che vuol dire che aumenti l'influenza, sono i giocatori importanti, i capitani, perché hanno personalità. Però, prima di tutto, si pagano, anche a livello di ingaggio, e poi risolvi un problema. Ci penserei 2 volte. Dove è finito il nostro scouting? È vero. Auguri Gabriele, grazie mille. Allora, per quelle caratteristiche, Fabian, oppure fa una bella spesa per Frattesi che oscurata all'Inter. Vabbè, hai fatto 2 bei nomi. Fabian in prospettiva, quindi mi piace che si ringiovanisca un po' la rosa, che pure trova poco spazio. E a spesa per Frattesi, là non lo so quanto costa, sia di cartellino sia di ingaggio. Oscurato all'Inter sicuramente. Adesso vedi che sta aumentando di minutaggio anche Zielinski. Questo è vero. Tra l'altro, secondo me, Raspadori nazionale decisamente meglio di quella pappa. Questo l'abbiamo già letto. Tanti auguri a Valerio e Guido. Vi ringrazio per tutti i bei approfondimenti. Grazie Alberto. Vice Anghissà, un tipo Abisher del Bologna. Abisher pure fa legna. Fa legna lì nel centrocampo del Bologna. Per adesso mi piace solo pasta e fagioli. Davide Tommasino, auguri a tutta la comunità. Vale, ho paura che Osimhen vada davvero alla Juve. Non lo so, Davide. Io non credo che la Juve possa permetterselo. La Juve sta facendo tutta una serie di discorsi anche là per abbassare gli ingaggi, perché hanno dei buchi di bilancio pazzeschi. Giuntoli è stato chiamato per questo. Io non penso che possano permetterselo. Virgola. Non penso che Osimhen abbia... Osimhen ha già vinto in Italia. Cioè... Adesso lui puntava alla Premier, se riesce ad andare in Premier. Che senso avrebbe andare alla Juve per Osimhen? Cioè, vai alla Juve che non è una schiacciasassi, non è l'Inter dell'ultimo periodo e tu dici vado e vinco comunque a prescindere. È una Juve che si deve ricostruire e sta ricostruendo. Quindi piano piano, non ha sicurezza di andare avanti in Europa per forza. In Italia già hai vinto. Che senso avrebbe per Osimhen andare alla Juve oggi? Non la vedo logica come cosa.
Interessamento per Conrad Harder vi risulta? Non ho proprio idea. Non lo conosco, non so nemmeno di chi, dove giochi. Vi potete, datemi voi degli spunti. La cosa più irritante del 2024 è che troveremo con assoluta certezza che nel 2025 è quella persona che dice che Politano deve giocare perché difende senza guardare le hitmap di quegli altri due che sono uguali. Bravo Raff, qua mi piace questo messaggio perché è così, è vero che Politano difende, ma non è vero che gli altri se la guardano la partita, Kvara e Neres. Quindi così. Oltretutto però ci aggiunge Kvara e Neres qualche numero a livello di assist, a livello di segnature, ce l'hanno. Politano invece sempre di meno, zero assist, ce le ha le opportunità, è pure un po' sfortunato perché ci sono degli assist potenziali che Politano fa, dei cross che mette che poi non vengono sfruttati. Si può migliorare, quindi non è che dobbiamo buttarlo Politano, però livellare un pochino i minuti tra tutti e tre, e pure un gong ogni tanto ci metterei in mezzo se poi non verrà utilizzato nel mercato anche lui. Allora, forse avete già parlato, che ne pensi degli auguri del capitano? Allora, io forse non ho sentito, perché anche quello che diceva Massimo, che mi parlava degli auguri del capitano, non vi riferite al video dove regalano la scatola vuota? Sono degli auguri specifici del capitano. Se non è quello, devo andarlo a recuperare. Stanno su Instagram? Fatemi sapere che me li vado a recuperare, se è così. Vediamo se riesco a trovarli. Vediamo se riesco a trovarli per i fatti miei. SSC Napoli. Napoli. Vediamo un po' se lo trovo su Instagram. Siamo passati da... E poi c'è il gol di Mentez. Quanto è bello Reali. E quanto è bello Reali. Quello è un video, una canzone che pure non ho più fatto. E me ne dispiaccio. Me ne dispiaccio. Vediamo gli auguri del capitano. SSC Nav, This Christmas. No, e ci sta quel video della cosa. Dovrebbe essere quello, quando lui parla di amore con 2M, se è quello di cui state parlando. Sta pure Guido, chissà quanto tempo fa ha scritto, che noi siamo un po' in ritardo. Un abbraccio a Guido, buon Natale, e a tutti, anche a Valerio. Grazie mille. Guido, io non ti ho proprio disturbato perché immagino che tu abbia delle cose in famiglia da fare, e sei sempre disponibilissimo, quindi questa volta non avevo proprio pensato di disturbarti. A giugno Thuram, naturalmente. Guido, per puntellare la difesa, cosa ne pensi di un ritiro di Ruperto? Di un ritorno di Ruperto. Pasquale, ma tu mi sa che... Dove sta qua? Mi sa che tu ripeti i miei video. Non ti posso ripetere quello che ho detto già nel video, perché proprio mi hai parlato di quei giocatori là nel modo in cui, e poi Ruperto è il nome che ho fatto nel video di oggi. O siamo connessi completamente o mi ripeti le cose che ti ho detto nel video, quindi che ne penso già lo sai che cosa ne penso, o meglio, non ho detto cosa ne penso di Ruperto, ma l'ho dato come possibilità. Se vuoi un giocatore da aggiungere in difesa, che secondo me può fare benissimo il vice Buongiorno, un pochino meglio di Juan Jesus, probabilmente, perché poi ha guadagnato di fiducia, ultimamente sta giocando molto bene, e aggiungi uno che non ti occupa una lista perché è vivaio tuo. C'è anche il Chelsea su di lui. Il Napoli ha preso Asa, qualcuno lo danno per ufficiale. Asa, giocatore anche lui, scuola Juventus, nel Lecce, che però non trova spazio. Si parla di Asa per girarlo poi al Bari e dal Bari prendere uno che mi pare fosse un terzino, adesso non ricordo il nome, ma insomma è un giocatore che non ti prendi ma che non utilizzi subito. Che prospettiva ha la società Calcio Napoli con un giocatore di 32 anni pagato 30 milioni che ha difficoltà a rendere? Rossella, e giustamente quasi ti riferisci a Lukaku. E la prospettiva non c'è, nel senso che è un giocatore per risolvere dei problemi subito nell'immediato, e Conte probabilmente ha detto: io so quanto mi può dare, so quanto mi può garantire, non sarà il Lukaku dell'Inter, ma so che mi può bastare quello che mi può dare. È chiaro che già a partire dall'anno prossimo il Napoli si deve affacciare e trovare anche altre soluzioni, perché Lukaku avrà un anno in più sulle spalle e quindi non è possibile. Però è bene
bilanciare giocatori di prospettiva con giocatori pronti, perché poi un McTominay che ti arriva a 26-27 anni, un Neres che ti arriva a 27 anni fanno comodo, quindi un bel bilanciamento. Magari Rafa Marin troppo giovani non si fida Conte, però uno di 22-23 che può funzionare, e così non si sarebbe preso Dorgu quasi sotto al braccio Conte, se fosse un problema solo di non fidarsi dell'età. Se gli piace il giocatore gioca, quando il giocatore è forte gioca alla fine. Allora arrivano tutti gli auguri a Guido per puntellare la difesa, questo avete ripetuto. Buon Natale. Sweet Sindaco, vale tatticamente Zirkzee come lo vedi sotto Conte, è un lavoro alla spalla alla porta, ma è molto diverso da quello di Lukaku. Zirkzee viene più dentro secondo me io feci un video provocazione nel periodo clou di Zirkzee l'anno scorso, dove dissi Zirkzee è meglio di Higuain, ovviamente grande provocazione, non è così. Higuain Prime è un top 10 al mondo, senza dubbio, però Zirkzee ha fatto delle cose l'anno scorso veramente da grande giocatore, e ci stava aggiungendo anche un po' di finalizzazione, che era quello che gli era mancato all'inizio. Zirkzee è proprio forte, e ti dà il dubbio se è mancino o destro, cioè non lo sai durante la partita finché non batte un rigore. Quindi molto bene, e potrebbe, ecco perché adesso ne sta parlando anche la Juventus, perché la Juventus ha quasi lo stesso problema che ha il Napoli con Lukaku, perché Vlahovic non pulisce palloni, spalle alla porta in difficoltà, e poi magari nella finalizzazione qualche gol in più lo fa, però non pulisce i palloni nella manovra, cosa che Zirkzee invece fa molto bene. Ecco perché Botta Zirkzee alla Juve è un pochino più facile da immaginare che non al Napoli. A me piace tantissimo, onestamente, ma dal Manchester, se la Juve si piglia Zirkzee, pigliati Højlund e lascia che loro si prendano Gyökeres, se non puoi arrivare a Gyökeres, voglio dire. Buon Natale Alfredo, buonasera e buon Natale a tutti gli amici bellini. Phoenix Fire, tutti i nomi che non riesco a capire come possono aiutare il Napoli. Augurissimi a Guido, buonasera a tutti. Mi aspetto anche per Natale un bel out of context come piacciono a noi. mi sto divertendo con gli out of context, ce ne sono tantissimi che arrivano da Alfredo, ma poi li sto mettendo insieme, li sto sparpagliando, nel senso che ogni video voi non potete sapere cosa aspettarvi. Ecco, se ci sta un out of context di Totò, di Edoardo, mio personale, una cosa di Lombardo, di De Laurentiis, deve essere sempre una sorpresa. Ale ce la farà a esserci contro la Fiorentina, non ce la faccio più, lo so, hai ragione. Guarda com'è bello sto messaggio, Angela, perché non è il non ce la faccio più con Juan Jesus, non ce la faccio più a sentire Juan Jesus non è buono, che è una cosa che ti devi sentire anche se gioca una partita normale. Poi nello specifico il gol, chi vuole dare la colpa a lui, chi no, va benissimo, non fa niente. Però sì, il ritorno di Buongiorno farebbe placare almeno queste continue cose, commenti evitabili, così. Va bene, secondo me deve recuperare il tempo, non si scherza con quelle cose là. Ma come ti spegni in fretta, oggi telecamera? Però, vabbè. Allora, facciamo la squadra di capitani coraggiosi. Esatto, siamo arrivati al discorso dei capitani. Augurissimi a tutti, devo andare un pochino più veloce. Frendrup, grandi numeri anche quest'anno, grandi numeri anche Frendrup. L'unico plausibile Ismaili dell'Empoli. Tra l'altro Fazzini adesso ne sta parlando con più insistenza anche la Fiorentina. Frattesi lo potresti prendere con lo scambio con Raspa. Dai raspadori all'Inter. Guarda che l'Inter mo in attacco sono stracolmi, perché Thuram, Lautaro sta segnando pochissimo, però quelli due ci stanno. Ci aggiungi Taremi, ci aggiungi Arnautovic e c'è ancora Correa. Io non penso che gli serve un altro giocatore da mettere lì così. Però essendo una squadra che gioca a 2 punte, possono ragionarci. Io non credo che siano interessati a Raspadù. Tutti questi capitani, non si rischia troppi galli a cantare, non si schiera mai Urn. È una considerazione anche giusta e plausibile. Ma non credo che siano capitani ingombranti. Cioè un Biraghi non penso che viene qua a fare il gallo Belotti. Danilo è un giocatore di personalità sicuramente, è uno tosto. Chi è quell'altro così? Pellegrini non lo so, io tutte le volte l'ho visto, non l'ho visto un capitano
cattivo, così. Ho visto uno che, sì, magari nell'ambiente Roma, conoscerà l'ambiente Roma, ma con Conte non vieni a fare il galletto. Questa è la nostra sicurezza. L'ho detto io, Vale, quindi nell'altra live, quando c'era qui giocatori problematici, che ce ne facciamo? Tagliasse la testa al Toro Conte e chiedesse il ritorno in difesa di Koulibaly e Luperto. Koulibaly penso che piglia una barca di soldi e oramai ha finito con la Serie A. È stato molto serio Koulibaly nelle ultime interviste, ha detto non c'è modo di ritornare, non è il caso, adesso sto qua, sto bene, sta svernando e non è nemmeno il caso di bruciare anche un ricordo buono che abbiamo. Che poi torna Koulibaly, che era uno di quelli, ricordiamocelo, con la cazzata incorporata, torna, fa 2 cazzate e dice, oh loco, i giocatori finiti. Perché rovinare un altro ricordo? Non fa proprio al caso nostro il ritorno di Koulibaly. Credetemi. Fattesi non è tanto scurare, lista una rosa di 2 squadre e mezzo, tante competizioni, si trova lo spazio. Osimhen si chiama comunque Denari. Non lo so che cosa si intende. Buonasera Valerio e buon Natale. Sto cercando di recuperare, devo andare più veloce. Mi piacciono i colossi caviglie della Juve in prestito a Venezia. Credo si riferiscono a quel video. Quindi se torniamo al fatto del video, amore con 2M, allora lo so. Il video degli auguri della SSC Napoli, quel video sì, perfetto. Buon Natale a tutti gli amici benini da Speggiorin. Sì, perfetto. Sì, a te auguri Guido e così. Per me, più che un vice anch'issa, serve una mezzala con più qualità e gol. Penso che Scott possa essere un alter ego di Zambo con maggiore inserimento e nella stessa presenza e sostanza. Insomma, se vai a vedere i duelli, Scott porta il pallone in avanti, ce l'ha la presenza, si sente fisicamente Scott McTominay, però capisco aggiungere un altro con caratteristiche di qualità, però sono giocatori completamente diversi. McTominay anche sa, uno c'ha proprio la punta alla finalizzazione, l'altro anche sa è più un giocatore dinamico che va a occupare i buchi dove si deve mettere un po' più, non lo so, sto rispondendo a questo commento qua, non a quello degli auguri, così, vabbè. Per te la mancata valorizzazione e utilizzo di Follow Rush non ti dispiace? Dopo la stagione a Verona pensavo potesse essere più che una buona riserva. Hai ragione Vincenzo, ci avevano anche fatto vedere Follow Rush con Conte esplode. Ricordiamoci che ci sono stati dei problemi, al di là, non lo so se c'erano dei problemi proprio con Conte, ma Follow Rush era in uscita, poi non si è riuscito a fare, ma era fuori rosa Follow Rush, era non convocato. Convocammo Colisacco e Iaccarino, ricordiamocelo bene, alla prima partita. Quindi Foloruscio non era all'interno della rosa, poi è stato reinserito, si sono chiariti, eccetera, eccetera, ma è chiaro che Conte non ci punta alla grande, lo utilizza col contagocce per far passare qualche minuto. E per quello che aveva fatto vedere a Verona, effettivamente meritava un po' più di spazio. Foloruscio più nella zona di McTominay che nella zona di Anghissà, nonostante abbia fisicità, sia tosto, eccetera, eccetera, ma è un altro che secondo me dà il meglio in attacco e non in difesa. Che ne penserebbe Conte di Luperto? Non lo so, onestamente. Chiariamo una volta per tutte. Sì, certo, come il video delle liste di Valerio che non va mai. Osimhen ha una clausola. Sto cliccando su una cosa. Osimhen ha una clausola di sessione che vale solo per l'estero. Poi nel caso potrebbe tornare in Italia. Ah, tu dici fai il passaggio tipo Sarri. Cioè Chelsea poi Juventus, quindi Osimhen va a una clausola. Sì, ma tu puoi anche venderlo, cioè se tu hai la clausola rescissoria solo per l'estero, che ho sentito anche io, tu puoi anche decidere di non utilizzarla la clausola rescissoria, qualcuno ti fa l'offerta e tu lo vendi con la trattativa. Ricordiamocelo che Higuain, la clausola famosa, fu divisa in 2 comode rate da 40 e passa l'1, quindi non si arrivò 45, non si arrivò ai 94 che doveva costare Higuain, ma si arrivò a 90 con 2 comode rate, quindi si fece trattativa, non si pagò tutto insieme. Quindi Napoli può anche fare trattativa, ma non sono convinto che Osimhen voglia andare alla Juve, oltre al fatto che la Juve secondo me non se lo può permettere, ma potrei sbagliarmi. Buonasera Giuseppe, tanti auguri, Torgu sicuramente, siamo proprio in ritardissimo. Alessandro, il nostro Matanao si attiverà, se il nostro si attiverà sarà solo per calciatori, immagino, più del futuro, non lo so. Peccato non si possa più puntare su Gyökeres, anche se senza Amorin smettere di segnare, vediamo. Eppure Amorin ha smesso di vincere, nel senso che dopo un inizio buono
andare poi al Manchester United in questo momento di grande confusione è un rischio per tutti. Anche Angela parla della clausola di Victor. Vince, buon Natale Vale, ma ADL entro quando dovrà decidere quale club tenere? Non c'era una data ultima, Vince, non mi ricordo più, e se ne è parlato tante volte. Deve essere il 2026 se non mi sbaglio, ma d'altra parte quando si parla di queste date noi non dovevamo lasciare Castelvolturno esento di proroghe, non dovevamo aver già finito di costruire lo stadio, siamo al 2025 così, purtroppo le notizie non ci arrivano sempre fresche, si fa passare e poi io ho dimenticato, non ricordo più. Anche qui mi pare che chiesero una proroga ai De Laurentiis e stanno cercando di rimandare il più possibile. Si sarebbe accorciato il tempo se il Bari fosse stato promosso, ma non è stato il caso. Per quanto riguarda i difensori, credo per il futuro servono due, uno alla Juan che accetta la panchina, tipo il ritorno di Roberto, ottimo per le liste, un altro Beukema, pure Beukema è un bel nome. Calciatori richiesti specificamente da Conte rispetto... Ah, tu dici sì, per il gennaio. A posto. Ciao Guido, sereno Natale. Il problema non è Juan Jesus, ma l'ambiente che gli si è formato attorno, senza dubbio. Nell'anno dello scudetto, Politano segnò un solo gol su azione e altri due solo. Come può essere più determinante di Neres? E Silvana non è più determinante di Neres, ma negli occhi di Conte fa tutto un lavoro che Neres ancora non fa. Poi Conte ci sta dicendo ad ogni conferenza che Neres è cresciuto rispetto all'inizio, che sta facendo anche un altro tipo di lavoro, e quindi spero che anche in conseguenza alle parole di Conte, dove lui dice il Napoli deve difendersi attaccando, potrebbe significare che la strada è tracciata, abbiamo sistemato un pochino la difesa e adesso possiamo sviluppare anche un po' di più in attacco. Continuo ad andare un po' più veloce perché devo aprire a tutti voi, e tra un po' così. Criticavano pure Mario Rui, adesso ci farebbe comodo, senza dubbio. Raspadori sarebbe il perfetto vice Lautaro, gli manca quando se n'è andato Sanchez, senza dubbio. Tra l'altro Lautaro non segna più, in grande difficoltà. In questo Napoli, in questo sistema, che tipo di numero 9? Oilund, Gyökeres, 9 puro, uno che giochi più di prestigio in sostanza, sfondamento o qualità? Che bella domanda, non lo so proprio, non lo so. Secondo me io vorrei sempre qualità, ti dico sempre qualità. Non credo che quello là, il finalizzatore puro, più alla Osimhen, alla Gyökeres, faccia male con Conte. Però non la sacrificherei la qualità, perché se poi vieni intorno, vieni dentro e riesci a scambiare con i compagni, si può essere un pochino meno prevedibili. Oggi sta tornando di moda il marcatore fisso sul 9. Vedi quando Buongiorno, Ian, Bremer quando sta in forma, le marcature proprio toste, acerbi su Holland, e molto spesso il 9 poi soffre e non riesce a essere decisivo. Se metti uno di qualità che alle volte dà meno punti di riferimento, vedi Gasperini che alle volte rinuncia a Retegui per avere più soluzioni, quindi ti dico qualità, ma posso cambiare idea la settimana prossima, mi riservo la possibilità. Arnautovic e Correa sono in uscita, ho sentito Cassano dire il Napoli prenditi Arnautovic, lasciamo perdere. A Ciccini, Colussi, Caviglia, un altro juventino. Un ritorno di Elmas sarebbe bello, anche giovani in Europa, ecco, questo è un altro tipo di paio di maniche, un altro tipo, non è un giocatore troppo in là con gli anni, era uno che doveva esplodere, doveva essere il vice Zielinski. Mi sta bene McTominay così, però Elmas è uno di quelli che per esempio venire a fare di nuovo il vice sarebbe veramente quasi come prenderlo in giro. Però te lo ritrovi che può fare il vice Politano, che può fare il vice chissà, che lo puoi mettere sotto alla punta, sì, lo puoi mettere al posto di Kvara, così. Era un jolly troppo duttile e generoso anche nel modo che gioca. Vabbè, non è andata bene Elmas, purtroppo. Vediamo se poi ci ripensano, ma io me lo prenderei di corsa. Nuovo font, tanta qualità, grazie Elpidio, grazie mille, sto cercando di fare il possibile per essere piacevole anche all'occhio.
Oristani è un bel giocatore. Dovrebbe essere. Lui è scuola Inter. Non lo so se il Venezia l'ha preso tutto. Se c'è un riscatto da fare. Questo non lo so. Che tipo di contratto ha. Avrei voluto entrare, ma il pokerino incombe. Vai tranquillo, Navaco. Sto arrivando quasi alla fine dei messaggi. Sto andando veloce. Ha fatto 6 gol e se continuasse ne farebbe altrettanto. 12, 13, 14. Sì, ma infatti Lukaku, vabbè. Poi quando sparisce completamente dalla partita, no. Ma è là che devi utilizzare Simeo. Alternateli e vedete che non è più pesante l'avere Lukaku avanti. Se cominciamo ad alternarli un po' di più, non è più pesante. Scambio Foloruscio Dele Bashiru. Dele Bashiru Foloruscio. Allora, la Lazio Foloruscio piace. Foloruscio è anche tifoso della Lazio. Dele Bashiru si è comportato bene per quelle poche occasioni che ha avuto. Mica male. Però Dele Bashiru mi pare nigeriano. Quindi passi da uno italiano, vivaio italiano, a uno che è extracomunitario che ti occupa un posto. Non è ideale sotto quel punto di vista. Anche se con caratteristiche diverse, penso che a Scott venisse chiesto un certo lavoro, potrebbe alternarsi con Anghissà, un certo campionato Scott, Lobo, Ferguson. Ferguson è un gran giocatore. Ferguson è un gran giocatore. Dorgu al posto di, a me dispiacerebbe perdere questo Olivera, ma Dorgu ad oggi è capace che te lo ritrovi in attacco. Cioè uno che nasce terzino, che fa anche il terzino, che può fare il lavoro di Politano sulla destra, ma con più qualità. Ci siamo? Cioè Viangong e Dorgu. Ci siamo? Poi vuoi fare una partita più offensiva? Metti Dorgu terzino sinistro oppure rispolveri la storia della difesa a 3 con Gorgu a tutta fascia, non Dorgu, lo metti Gorgu a tutta fascia. Quindi la duttilità di Dorgu. Ad oggi Olivera è difficile da togliere da là. Sono d'accordo. La tua live in sottofondo mentre faccio cose con la mia ragazza durerà le cose, fai le cose 2 o 3 ore no, questa volta no perché c'è del cinema da fare, ma tra un po' apro la live agli amici bellini che vogliono entrare. Buon Natale, ma siamo seri, le voci su Maguire io non credo proprio, amico mio. Prende una barca di soldi e prendere uno che poi ti deve venire a fare la riserva, non penso proprio che siano vere. Ne abbiamo parlato perché sono uscite, ma non la vedo possibile. Allora, a giugno se siamo bravi potremmo lavorare per prenderci Tomori dal Milan. È un altro che non so che tipo di ingaggio prende, però lì sono sparite tutte le gerarchie. Fonseca potrebbe far fuori qualcuno che non lo convince e bisogna stare in campana. Buon Natale, eventualmente Fagioli che ruolo ricoprirebbe, visto lui preferisce giocare davanti alla difesa. Sì, ma lì no, lì Lobo e Gilmour al massimo non ha il passo del trequartista, sono d'accordo. Alla Fagioli gli fai fare la mezzala o al posto di McTominay o al posto di Anghissà, così credo che lo puoi utilizzare. Esatto, Dorgo potrebbe fare al posto di Politano. Dorgo può venire, ricordiamolo, perché è un under. Alla fine chi non vuole approfondire trova sempre un capo espiatorio, come i romanisti che dicono Celiz e Zaleschi, 2 sciagure, quando magari la Roma non fa nemmeno tiro in porta. È bello seguire anche le altre squadre, così sai come gli altri poi toccano i loro argomenti uguali a come li tocchiamo noi. È proprio così. Cavani passione travolgente. Meretta andrà a 0 da Marmotta, importa che arriva l'anno prossimo, ma non credo. Max, che significa? Loro hanno appena preso, a meno che non usano Martinez titolare e Meret suo vice, potrebbe anche essere, perché un giorno Sommer dovrà lasciare, e quindi se stanno lavorando ai fianchi con Pastorello è un altro paio di maniche. Vediamo, perché la questione del portiere, il Napoli pareva stesse rinnovando con Meret, in questi giorni avrebbe anche senso farlo. La questione del portiere il Napoli se la deve porre, perché Caprile forse non ha convinto tantissimo. Se lo mandi a giocare è un conto, ma se te lo tieni a fare il secondo forse non ha senso. Ci siamo quasi abbiamo completato tutti i messaggi, ragazzi. Dovete lasciare un like proprio immediatamente, proprio dove sta, così, perché sono riuscito quasi a leggere tutti i messaggi. Si farebbe come un giocatore come Jim City, che conoscevo personalmente quando era la prima. Grande Rosario. Jim City è molto apprezzato. Cioè lo youtuber dell'Atalanta Otis, che seguo sempre, stava malissimo quando si parlava di una possibile cessione di Jim City in Arabia.
piace molto, quindi probabilmente ha senso considerarlo come lo conosci tu. Dorgu sarebbe il nostro Cambiaso, esatto, il terzino che poi va a tutto campo, ipotizzando un Politano inamovibile con la volontà di farlo coesistere con 4-2-3-1. Dei due di centrocampo chi sacrificheresti e sottopunta chi tra Kvara e Neres? Dei due di centrocampo io ci metto sempre Lobotka e Anghissà. L'Anghissà Prime per me vale più del McTominay a 2 in mediana. Anghissà fa tanta di quella roba. Poi avendone 3 davanti sotto punta, in teoria non ti serve il finalizzatore McTominay, ma ti servono 2. Lobotka la fa la fase difensiva, Anghissà quando la fa la fase difensiva, quando non accompagnano e fanno anche un fallo, io in fase prime ci metto sempre Lobotka e Anghissà. Poi ti serve il gol nel finale, Anghissà, McTominay, magari ti tieni Lobotka, o addirittura Anghissà, Lobotka lo fai uscire e usi Anghissà, McTominay insieme, quindi senza fare Anghissà, McTominay sostituzione. Allora, King ha chiesto se la live durasse tanto perché lui dura tanto. Esatto, esattamente. Allora per le 2 istanti mentre assaggio la patata, tu sei quello là famoso che non si capisce niente, metto chiarire, va benissimo, il grande King. Valerio, tanti auguri, ho appena visto il video vlog, è bellissimo, può uscire una bellissima serie. Caro Vincenzo, sì, qualcuno che magari non l'avesse visto, che non è iscritto al canale Telegram, avevo lanciato il vlog 01 in anteprima per gli abbonati, c'è anche un vlog 02 che è uscito di 40 minuti, che è solo per gli abbonati, che sbloccherò, sto pensando, perché non voglio fare dei contenuti che poi nessuno, chi non si è abbonato non possa vedere, però li sblocco dopo un po' di tempo, quindi chi li vuole vedere subito da abbonato basta guardare il QR code qui nella cosa per abbonarsi e per ricevere l'invito al gruppo Telegram e anche qualche contenuto esclusivo che parte per gli abbonati e poi magari si sblocca, qualcuno resta per gli abbonati. Adesso era arrivato il momento, non c'erano video da fare oggi se non questa live e quindi ho sbloccato il video per tutti. Bernabé mica male. Adli non lo so se Adli sta avendo un ringiovanimento con la Fiorentina, col Milan così e così. Bernabé sì. Come si dice, ma qua Maguire, siamo seri, è un colpo che non può mai essere proprio per 1001 motivi. Ok, non ti vedi più rosso, perché se era fatta, dipende un po' dalla telecamera, alle volte continuo a correre. Buon Natale Vale, grazie per tutte le ore di piacevole compagnia che ci regali. Forza Napoli, non ci disuniamo, assolutamente Antonio. Olivera non si tocca per adesso. Ciao Vale, buon Natale. Per quanto riguarda la qualità come punta, Castro, Turami, il tipo di... bello Castro, forte Castro. Soprattutto il primo avendolo al Fanto, vedendo le partite che fa, una lotta proprio al marcatore che Lukaku sogna. Castro, tanta roba. Castro tanta roba, con una giusta dose di cazzimma aggiunta, conoscendo i percorsi di Conte, con chiusure preventive, eccezione fatta per la Juve in virtù di un Napoli che sta andando sempre invecchiando come età media, come pensa si evolverà il futuro del Napoli? Una domanda che merita un approfondimento, caro Giovanni, è presto per dirlo, vediamo come va questo girone di ritorno e cosa si fa. Nel plausibile, il secondo anno è importantissimo perché nel secondo anno tu aggiungi a un Napoli senza coppe, ci aggiungi le coppe e là io capisco Conte che cosa vuole fare, perché se Conte è arrivato che vuole vincere solo lo scudetto e se ne vuole andare è un conto. Se invece vuole effettivamente crescere, lasciare delle cose e fare in modo che il Napoli in pianta stabile torni a essere una che dà fastidio a quelle là, le solite note, è un altro paio di mani. E per questo il discorso della mentalità vincente deve crescere, non bisogna lasciare la Coppa Italia senza avere un valore. Se poi si va in Champions che si fa? Si fa blanda perché poi ti devi concentrare sul campionato. Quindi il grande giudizio su Conte e quindi anche su come lui sceglie la rosa arriva l'anno prossimo, perché il Napoli deve essere in Champions League assolutamente l'anno prossimo. Pensi che il prossimo anno Lobro andrà via al suo posto Gilmour? Spero di no, però Lobotka secondo me le grandi squadre un occhio ce lo tengono. Se facesse più gol sarebbe andato via subito. Sì, Gilmour potrebbe plausibilmente essere il Lobotka del futuro. Poi parlo dando per scontato che resterà 2 anni e ci troveremo con maggiori giocatori spompati, esatto. Poche scommesse o al trio per 27. Vediamo l'anno prossimo, Giovanni, è una bellissima domanda che va approfondita.
Bello Bissek, fortissimo. Purtroppo è il difensore del futuro per l'Inter. Non è arrivabile. Ha inviato un vocale. E io non sono pronto per i vocali. O meglio, potrei esserlo. Vediamo se così. Aspetta, vediamo se ci riesco. Perché adesso sono arrivato alla fine di. Un applauso. Un applauso. Sono arrivato alla fine di tutte le cose. Vocale, vediamo se riesco a farlo. Perché non ero pronto per i vocali. Ma se io mi sposto di qua, si sente. Non si sente. No, come non si sente? Ehi, sei interessato alle notizie? No? Non ti è sentita? Che peccato. Ah, forse ho capito perché. Perché essendo io Do Not Disturb, probabilmente questa è la grande differenza. Vabbè, in pratica Fabio ha detto che la clausola per Osimhen, sta ripetendo, chiariscilo perché molti sparano sta cosa e la gente ci crede. Fondamentalmente. Allora, ragazzi, visto che ho un'altra mezz'oretta, invito i guest, nel senso che copio l'invito e lo mando in chat live. Quindi voi se siete da telefonino, se siete da computer, boom, potrebbe funzionare così. Boh, mi rimetto in una situazione così con il like. Perché ero pronto per fare i giochini. No, vediamo se il giochino funziona o no, perché ci sono una serie di possibilità. Chi vuole entrare in questo momento può cliccare su questo invito i VIP di benissimo, ci possiamo salutare con questo link, che sono i link un pochino più complicati. Scalvini da affiancare per un futuro a buongiorno. Su Scalvini mi devo ancora fare un'idea precisa perché è un bel difensore che viene utilizzato anche a centrocampo, ma è molto giovane. Tutto sta da vedere da come torna all'infortunio. Toti, io ti vedo solo offline, cioè non ti sento. Prova a parlare. Non ti sento, come mai? E non ti vedo. Se mi sposto di qua e mi sento così, come funziona? Ci sei o non ci sei? Una figura speaker connected, vediamo un pochino. Ah, aspetta. Ciao Rosario. Valerio, Ciao Rosario. come va? Tutto bene? Tutto bene, piacere di vederti. Auguri. Auguri a te, caro. Sei il numero uno. Grazie mille, amico mio. Niente. È un piacere stare insieme. Non è che ha inguaiato e sto cercando di trovare nelle opportunità, nelle difficoltà. Ci sono state delle difficoltà, ma vedi, alle volte funziona. Rosario, per esempio, ha funzionato. È Toti che non ha funzionato, quindi tutto bene. Come va? Come stai passando queste vacanze, queste holidays? Lo dice a me, Valerio. Sì, Rosario. Sì, bene. Qui a Zurigo fa freddo, ma tutto a posto. Zurigo, Ma di Zurigo, sì. Ma grande tifoso del Napoli, da bambino, Valerio. Sì, ma tu sei nato lì o ti sei trasferito? No, mi sono trasferito quando Ok. avevo 7 anni con i miei genitori. Ma sono calabrese, ma sempre stato tifoso del Napoli, sempre. Ah, e te l'ha trasportata il tuo papà oppure come mai? No, me l'ha trasportato Maradona. Ah, beh, è il migliore di tutti allora. Eh. Bellissimo, bellissimo. Senti, come la vedi tu? Che secondo te il Napoli fa qualcosa sul mercato? Ci muoviamo, aspettiamo? Che pensi? Valerio, ti dico la verità, io credo solo quando scrivo qualcosa a Fabrizio Romano, se no io tutte queste cose non è che li vado a credere. Purtroppo ci sono
troppo messaggi, troppo... Non credo a tutto, eh. No, fai bene a non credere a tutto. Poi Fabrizio Romano nello specifico sul Napoli aspetta sempre un pochino, aspetta la certezza, non la dà se non ce l'ha e si affida sempre di più al suo collaboratore Matteo Moretto che ultimamente sta parlando ma non tantissimo su queste notizie del Napoli, quindi facciamo bene ad aspettare. Giusto, giusto. Aggiungiamo una Valentina Selvaggia. Sì, aspetta, Buonasera, sentite, buone feste. sentite ragazzi, sta a posto, sì? Io ti sento, penso che tutti ti sentano Ok. Ciao, e quindi buonasera, sta a posto. bene così. È più Allora, io complicato sembra... questa cosa Più del sistema complicato? precedente. È un po' strano, vabbè, forse da telefono che... Può essere, no, no, ma io credo che sia più complicato. Ci ho messo un po' Mm. a organizzare il tutto. Signori, io volevo giocare, ma ovviamente giochiamo. Ci sono vari modi di giocare. E Mm. un modo di giocare, secondo me, quello più facile per cominciare, è questo qua. Che sei chi sei tu? Però se facciamo su tutti i 5 campionati non ce ne usciamo più perché Dici? sono immagini che non ci arriveremo mai. Se andiamo sulla Serie A e mostriamo una foto, ovviamente può partecipare anche la chat. Mm. Si vede piccolino piccolino. Valentì, No, anche perché poi da telefono è ancora più io vedo piccolo. lo schermo esatto, vedo te Eh. piccolo, lo schermo a fianco ancora più piccolo e io sono miope, quindi ti immagini. Quindi, Ok. è fantastico. Allora, se mi metto io più grande un attimo, facciamo Mm. così, per esempio. Già Già meglio. un pochino più grande. Sì, E, boh, allora. io ho un'idea, però non lo so. Vedendo la maglietta, La casacchella, qualcuno è la Fiorentina, mi sembra. Eh, una mezza lo idea ce l'ho. sapevo. Ci abbiamo 8 tentativi. Vai tu col primo. Fosse Bove? Proviamo Bove. Ah, 9. Bove. No, Bove. Edoardo Bove. Allora, vedi che ti dice la nazionalità Mm, non è italiana, quindi non è ok, così. Però hai beccato che è della Fiorentina. Non è ok. centrocampista, è più vecchio dei 22 anni e il numero di Mm, maglia è minore del numero 4. Io credo che qualcuno in chat, io non lo so, però sono d'accordo con quelli che in chat hanno detto che è saltato tutto, ma ci riproviamo. Ci dobbiamo riprovare perché se muovo, ha già accattato telefono nuovo, magari. Adesso ok. saltato tutto. Lo sapete, doveva Ok, saltare, era giusto che saltasse tutto. Adesso mi ok, risentite. Valenti, ok. sappi che quando salta tutto devi prendere in mano la live e parlare con tutti. No, è che è qua, è che fa. Non è mestiere mio. Allora, qualcuno dice Martinez quarta, molti dicono Dodò. Proviamo con Sì, Dodò. perché Dodò Perché? sicuramente hai due, mi pare. E quindi su Dodò è proprio lui. Sì, Quindi l'abbiamo sì, beccato. sì, Questo è un sì. gioco fattibile, secondo me. Qualcuno diceva Meglio di Biraghi. quello, sì. Meglio di quello delle nazionalità che facevamo l'altra. No, dei... Sì, forse era delle nazionalità quello che facessi tu, se non sbaglio. Quello che era delle... C'era il giocatore che aveva giocato con quello là di Sergio Ramos, che pure era Bravo, bello. sì. Allora, proviamone un altro. Vediamo se riusciamo a farlo. Se clicco qua dovrebbe darmi un random nuovo. Ok. Ma questo non sapere proprio niente. Non riesco a capire nemmeno che Eh, maglia è. aspetta, ma secondo te se io ruoto il telefono succede qualcosa di magico? Sì, Ah, un po' così. Allora, vediamo se una la maglia bianca chat... col colletto marrone, possibile? O è rosso. Qualcuno dice Malinowski.
Non Però mi riesce ad sembra entrare. cioè, perché io sto pensando alle prime maglie, che penso che ti mettono la prima maglia, no? Però non ne danno dare per sicuro. Mm. Che È giusto come ragionamento. perché così a occhio mi sembra tipo la seconda maglia del Toro, che è bianca Mm, col colletto esatto. marrone. Cioè, tipo, mi sembra un po' Masina, per esempio. Proviamo. Allora, non è lui, Ok, non però è è, Toro. quindi possiamo, non è Toro, no. Ok, ok. È più giovane di Masina, quindi non ha 30 anni, è più giovane dei 30 anni, numero di maglia superiore al 5 e non è difensore. Mm. Quindi, per esempio, qua Nazionalità se che in chat cosa? dicono Del Prato, non può essere perché Del Prato è difensore. Ok. Mm. Allora potrebbe effettivamente essere Malinowski, sai? È bello, nei suggerimenti c'è Madonna sul mio telefono, è Poi sì, bellissimo. ci sta, ci sta, ci sta. Suzuki, Pessina. Potrebbe essere Mani. Malino, proviamolo, Malinowski. Un po'. Malinowski. Attenzione, allora, hai indovinato che è un centrocampista, però non è Mm. ucraino e non è del Genoa, ha meno di 31 anni e il numero di maglia è meno del 17, quindi superiore al 5, inferiore al 17. Mm. Ragionate sui numeri di maglia, qualcuno dice Pessina. Eh, Andiamo a rivedere un pochino la una faccia. Pessina. Quindi però abbiamo detto che è centrocampista. Centrocampista, sì. Quindi possiamo provare Pessina perché dovrebbe Mm. rientrare tra i Troppo? centrocampisti. Vediamo un pochino Pessina. Matteo Pessina. Ah, allora abbiamo scoperto che è italiano. Mm. Non sta Però nel non è del Monza. Monza. Ha meno di 27 anni. E il numero di Mm. maglia è meno del 32. Quindi meno di 27 anni. Numero di maglia inferiore al 17. Quindi Mm. escludiamo Reindeers perché è italiano. Mm. Possiamo escludere Reindeers. Possiamo escludere Suzuki. Volessi provare. Ah, però non mi ricordo il numero di maglia. Che Fabian a Bologna forse c'ha. Non mi ricordo il numero c'ha. Non me lo ricordo neanche io. Ci proviamo? Allora. Confermato italiano, confermato centrocampista, numero di maglia è 80, quindi no. No, Però infatti mi ricordavo che era attenzione, 8. attenzione, Mm. abbiamo saputo che ha meno di 21 anni. Meno di 21. Ah, aspetta. No, però è italiano, se no dicevo Dominguez, sempre del Deve Colino. essere italiano, meno di 21 anni. Arrivano un po' di suggerimenti. C'è Ricci, Fagioli, Fabian, l'abbiamo provato, Maldini, Bianco del Monza Cromari, è considerato centrocampista, secondo te? Miretti. Sì, credo di sì. Mm. E credo sia piccolino, però non so se Baldanzi, potrebbe ma non mi essere. sembra Baldanzi. Che poi uno vuole cercare di dare un pochino. È tutto blur, che non si vede bene. No, perché se me lo fai Maldini. vedere così effettivamente, ma che me l'avete messo in testa è Malinowski proprio, questa cosa Eh. blurrata, però questo sappiamo che non può essere. Eh, prova un po' Liberali. Maldini. Proviamo Maldini. No, perché non era. Abbiamo già detto che non era del Monza. Vedi? Mm. Errore mio. Perché avendo già Vero, detto vero. Pessina. Però ovviamente, ok, abbiamo scoperto che la maglia, se qualcuno è bravo con i numeri di maglia, è superiore al 14, ma Mm. inferiore al 17. Quindi è o O maglia 15 o numero 16. 15 o 16 o 15 o 16. Bravo. O 15 o 16. È 15 o rientrato 16. anche Rosario. Quindi io non ho capito, Fabio, perché non sei riuscito a entrare. Gli amici Rosario e Valentino sono riusciti, quindi sistema il tuo Android.
beh. Stanno sparando molti pisilli. No, pistilli, pisilli. Però no, Pisilli non ha né il 15 né il 16. Ok. Che numero ha pisilli? Non ricordo. Pisilli mi pare c'ha tipo 60 e qualcosa. Vedi, 61. Quindi brava, non sprechiamo che ci abbiamo ancora due possibilità. Sì, purtroppo due squadre mi dico, quindi purtroppo cioè, Prati del Cagliari ci dicono. Vediamo. Ragioniamo, in molti dicono Prati del Cagliari. Prati. Vediamo, Prati del Cagliari. Ci proviamo? un po', Siete convinti? Però, non molto, però. Oh! Mazza, peccato. grande. Yes. Sì. Mi sto divertendo. Però è bellino assai questo giochino. lo È sai? bellino assai. Poi magari giriamo la ruota e ne facciamo un altro. Facciamo un altro con le foto che è bello. Attenzione. Mm. Sì, una Allora. cosa si capisce che non ha il nostro complexion, non c'ha la nostra. Esatto. E questo ti dirò, Ma non lo vedo bene, Forma forse Kumbu? devo... No, più che Ripeti? altro sto pensando al capello. Allora, per il capello o è Makumbu, Ok. anche il capello di Suzuki più o meno è questo. Mm. E vabbè, ma poi in realtà ce ne stanno diversi. Forse anche, no, Davis forse c'era un po' più corti la punta dell'Udinese. Allora io vedo Ciukwueze, Zapata, Anche, è vero, anche tu questo, è Non si vero. vede Ambra, meglio. Visto che la maglietta Telebasci. abbiamo stabilito che non è sempre la prima. Non è esatto, non è detto. Io qua Mm, vedo un rosso che potrebbe essere un Eh, granata. sì. Fabio va su anche chissà. Pure Dorgu potrebbe essere una delle magliette rosse del Lecce. Mm. Mm. Anche il Ciao Cagliari del... comunque un pochino. Suzuki, niente? No, Suzuki no, potrebbe non mi essere ricordo una le delle magliette del magliette. cortile del Parma, onestamente. Mi pare che c'ha la Vai, classica proprio gialla e blu, e poi bianca, mi pare, o mi ricordo. potrebbe Prova un essere anche po'. uno del Milan. Dimmi tu allora, Mm. Suzuki? Dai, Proviamo, va. almeno capiamo che Vai. ruolo è. Esatto, almeno escludiamo al massimo i portieri. Allora, escludiamo tutto. Escludiamo che... quindi non è Stop. giapponese, non è del Parma, non è Ok. portiere, è più vecchio dei 22 anni e la maglia è inferiore al 31. Mm, Quindi qualcuno dice Dorgo, qualcuno dice Zemura, Bondo. 21, sì, perché mi pare che Dorgu c'ha il 3, possibile? Fa un numero basso Dorgu comunque. Mi pare di sì. Ad esempio, no, Bondo c'ha le treccine, Banda forse c'ha questo capello. Mm. C'è il capello corto questo, ce l'ha così a treccini Sì, questo. sì. E su queste pure ogni tanto si fa questo capello così. Anche delle Mm, Bashiro potrebbe essere, però magliette rosse Potrebbe. da Lazio non ce n'è. Mm, non lo so, vale, sì, dico. Proviamo perché magari viene. Mm, Allora, niente di niente. Non è danese, non è del Lecce, ok. non No, è è mm. difensore. difensore, ha più Ah, di 20 anni e... Ah, questo dovevamo sapere, vedi, avendo più di 22 anni, Dorgu ne ha 20 e quindi Eh, il numero è superiore al 13 e inferiore al 31. Quindi non è Lecce, quindi dobbiamo escludere per esempio Banda. eh. E dobbiamo escludere anche Ciao perché non è difensore. Ah, ma poi c'ha i capelli corti, Eh, era proprio quasi rasati. è vero. E prova su quelli a questo punto. non mi viene in Ciao. mente nessuno. Nel frattempo poi rimando anche
Come si fa? Rimando anche l'invito così magari il buon Fabio Versatile può entrare. Incolla. Allora, il ciucco, ragazzi, era lui. È uscito all'improvviso. Ah, che bello. È proprio lui. Quindi la treccina era sfocata, ma si vedeva. E questa, vedi la fregatura, è che questa è la maglia del Milan dell'anno scorso. È vero. Sì. Quindi non ti puoi affidare completamente. Vedi, Sossio dice tu, non sembra la maglia del Milan. Hai ragione, perché la maglia del Milan di quest'anno c'ha il bianco invece del nero. C'è il colletto bianco, sì. È la maglia dell'anno scorso, quindi non ci possiamo affidare tantissimo alle maglie. Però, in versione Nanda come sto Parian. Rosario va e viene, riesce sempre a ricollegarsi. Fabio Versatile no. Va veloce, va, non è difficile. Pure io sto col telefonino, Valerio, va veloce. Tu ce l'hai fatta, infatti non lo so perché. Ah, e questo è Rosario. palesemente Caprile. Questo è palesemente Caprile. Caprile? Ci può O è stare, Caprile col giallo. o questo è sì. per il giallo. Però questa testa pure un pochino marino del Cagliari. Sembra un po' Allan. Sì. Però no, credo che siamo te- comunque non giocatori sembra di proprio- di quest'anno. Meret, Verona, Magari. Potrebbe anche molti essere dicono Meret. capello è corto, quindi dovrebbe stare. Tanti auguri, grazie Valentino. Vincenzone ce l'ha fatta, quindi Fabio il problema è suo, non me ne frega. Stanno entrando tutti. Un Tra l'altro, abbraccio Vale, non so se hai Vincenzo. letto- non so se hai letto, forse parlavano di uno scambio tipo scuffetta Caprile, che non so che senso ci abbia. Guarda, l'unico senso di quello scambio lì è per far giocare Caprile titolare e magari forse, ma questo è un forse, andare da un Caprile che forse non è vivaio Italia, perché è stato a Leeds quando aveva 18 anni e quindi puoi in teoria spostare Scuffet, vivaio Italia se ti vendi Raspadori e quindi liberi un posto. È un pochino una cosa un po' macchinosa. Contorto, Però potrebbe essere. Allora, qua qualcuno ha detto Meret, in due hanno detto Coco, qualcuno dice Simeone ai tempi del Verona. Io poi non credo che si torni così potrebbe. indietro, però. Antonello, non penso che si torni così indietro. Mi Cade la linea sempre. incazzo col gioco. Livramento. non credo. Io dico Suslov. Suslov. È bella pure questa, brava. Bella chiamata. Vincenzo, proviamo Suslov. Vai con Suslov. Allora, no, e non è del Verona, quindi escludiamo il Verona, escludiamo i centrocampisti, deve essere più vecchio dei 22 anni, quindi non è un giovanissimo, e il numero di maglia inferiore al 31. Allora, Ora, scusate, escludendo- tutti i primari sicuramente no. Esatto, non è Verona. No, Verona, no centrocampista. Allora, con Meret noi ci troviamo perché italiano, portiere, superiore ai 22 anni, numero di maglia inferiore al 31, Ci come vorrebbe. cose, se Bravo. convince. Anche che Caprile mi pare c'ha un numero più basso del 31. Però non è del Napoli. quindi non capisco. 25, esatto, Caprile 25. Quindi non è italiano, non è del Napoli, non è portiere, età compresa quindi tra i 22 e i 27 e numero di maglia superiore all'1. Questo io vedo una specie di pizzetto, è un baffetto, però dovrebbe avere anche il pizzetto, non lo so se
Se aiuta questa cosa qua. Che abbiamo detto età compresa tra i 20? Mi sembra che c'ha il pizzetto. Saul Coco potrebbe essere, perché non è centrocampista, non è portiere, come età, come C'ha che il età baffo, c'ha? c'ha. C'ha il baffo? Non lo so. Ma Coco ha i capelli più afro, diciamo. Ad oggi sì. Bravo Valentino. Ad oggi sì. Ma la foto di Ciucuese era dell'anno Mi scorso. sembra. Ah, dici? Potrebbe essere. Però mi sembra, cioè, se non le prendi, cioè, Chukwueze c'era anche l'anno scorso, Coco l'anno scorso non c'era, quindi penso dovrebbero prendere una foto più recente, no? Giusto il ragionamento, mi piace. Zaniolo, maglia della Juve dell'anno scorso. Danilo. Potrebbe, ce l'ha la maglia gialla la Juve, è vero? Però aspetta, non ci troviamo con l'età. Non ci troviamo con l'età, bravissima, perché inferiore ai 27. E non 22 e italiano. 27. Difficile questa. Ci sono dei suggerimenti? Allora, molti dicevano dicevano Saul Coco. Vediamo un pochino se ci troviamo. Con gli indizi ci dovremmo trovare. Proviamo. È lui. No, grande. Che maglia è? Guarda, vedi, l'afro l'avevi beccato, perché in questo caso lui c'ha i Bravo, Falco. Sì, sì. dread. Però ovviamente non ho la maglia in senso. Però Questa è stata una avevo detto che c'aveva il baffo, l'avevo visto. È vero, è vero. Il pizzetto non si chiude, diciamo. È una cosa così. Sì. Bellissimo. Facciamone un ultimo, dai. Lui qua è Alfredo già Angiorin, no? Fammi vedere. Allora, questo sembra il Pampa Sosa. Ma non credo che possa essere il Pampa Sosa. Qua non si vede manco la maglia. È vero, Torre, non era la maglia del Torino, era da dove hanno preso Coco l'anno scorso. Quindi sulle maglie non ti puoi fidare. No, vabbè, cioè nel senso sono giocatori che giocano in Serie A, ma la maglia non serve a niente praticamente. Esatto, esattamente. No, a posto. Ma qua non teniamo manco la maglia, quindi dobbiamo proprio andarcene per un'idea. Mi pare Gargano. Sì, però non penso che torna così indietro nel tempo. Di Lorenzo. Di Lorenzo, non è un'idea male di Lorenzo. Un pochino il capello c'è. Siete in 5 convinti, quindi qualcuno dice Audero, proviamo Di Lorenzo. Opla, Però... abbiamo indovinato l'età. E abbiamo indovinato pure il versatile nel... Mi sa che non ti sento. No, ma noi ti sentiamo, ti vediamo scurissimo. Io non sento proprio. Vabbè. Rientro. Male. One moment, please. Un secondo di regresso. Capelli alla Di Lorenzo, sì, ma non è Di Lorenzo. Mazzocchi, Malinowski, Ngon. Che stai combinando, Fabio Versa? Mi sa che non ti sento. Madonna mia, che macello. Il sistema funziona, sei tu che non... Allora, hai fatto pure cadere a Rosario. Ciao Fabio. Caprari, Malinowski a 31 anni. Ok, Malinowski a 31 anni, questo è importante. Sai che forse le orecchie, forse ci potrebbe essere. Che Malinowski un po' le alettone aperte. Che numero di maglia c'ha Malinowski però? Perché qua la maglia è inferiore al 22. Potrebbe avere il 18, ma non ti vorrei dire cose. I miei genitori.
Ah, un abbraccio, signora. Auguri. Stiamo giocando a una specie di tombola, cioè non è una tombola, ma insomma sono dei giochini così. Tore, come Comunque stai? sì, vale, o c'è il 16 o il 18. Indovina chi? Tipo indovina chi? Non c'è male. Quando è la metà? You are on stage. Non c'è male. Non c'è male. Tu mi senti? Mi Ti senti? sento, Sì? Tore, sì. Mi senti? Sì? Ti sento, sì. Sì. Malinowski sotto il 22 Sì, prova. sì. Proviamo? Non può essere Masina del Toro perché non è difensore. Che non va. Telefonino. Malinowski è il 17 e allora lo dobbiamo provare per forza. Quanti anni sa di Lorenzo? 31 anni. 31. Quanti anni sa? Quanti anni sa di Lorenzo? 31 anni. 31. Quanti anni sa? Io devo mutare a Fabio Versatile. no. È Fabio Versatile che ritorna in loop. No. Guarda, e lui si sblocca pure. Lo rimuovo dalla scena, lo devo togliere. Feedback continui. Perché non lo devo eliminare. L'ho dovuto eliminare per forza. Perché poi sta in ritardo e quindi ritorna ogni 3 minuti la stessa cosa. Malinowski, vediamo un po'. Oh, è lui! Sì. L'orecchia è la sua, è vero. Era quello. Sì. Complimenti, veramente complimenti a tutti. Siete forti. Questo è solo uno dei giochini, perché ce ne sono tanti altri che dobbiamo sperimentare, che stiamo provando. La ricchia è importante, per esempio c'è Contextigno, il tiki taka toe, il football bingo e ci divertiremo moltissimo. Con quello là. Questo è uno dei miei preferiti. Questo non mi so se l'avete piaceva. provato. Questo andavo forte. Questo. L'hai provato questo qua, Fatore? Devi partire da un giocatore che abbia un nome, in questo caso di 5 lettere, per esempio No, Messi. mi sa che stiamo un po' in differita, perché mi riferivo al Contextigno. Ah, ok. Parti da Anch'io. Messi. Ok. No? Per esempio, enter. Ok, sappiamo che la E è presente nel nome, ma che non è la seconda lettera. Però questi sono tutti giocatori del mondo, quindi può essere anche un giocatore polacco con tutte consonanti e una E. È bellissima questa cosa. Questo diventa un po' complicato. È difficile. Prova codice fiscale. Cioè, sono molte più lettere, lo provo spesso, ma non può funzionare. Allora, per esempio, Turam non può essere perché sono 6 lettere e non ce l'ha. Quindi 5 lettere. Elmas potrebbe essere, ma non può. Ti spiego perché, Emanuele, perché non c'è la M. Quindi la E potrebbe stare là come prima perché in lettera. automatico non ci sono tutte le lettere che sono oscurate. Esattamente, quindi dobbiamo escludere la S, la I e la M. È bello, è bello così. Sì. Fabio Versatile, ti sei calmato con tutti i feedback? Buonasera a tutti, io continuo a non sentire perché dice che Lost ha disattivato il mio microfono. Io ti posso disattivare il Io non sto microfono, facendo niente. mica le cuffie, non Lo ti posso giuro, non sto disattivare. facendo. Io ti disattivo il microfono, mica le Poi cuffie. prima mi sentivi, che io non lo so, ero fuori, vabbè, già, non vai, ci provo una volta. Io mi sento, però non mi sento io, ma non mi faccio il problema. Fabio Non me lo Versatile. Mi fa troppo ridere perché io ti disattivo il microfono, sì, mica ti disattivo le cuffie. No, al massimo non dovremmo sentire noi a te. Zeco. Se tu che non senti.
Potrebbe bello. essere. Sì. Allora, la E non è nemmeno al secondo posto e c'è la O che non è all'ultimo posto. Questa è una grande chiamata di Steph Coin, eh? Il giocatore sempre lui che c'è stato. Conte. Dicono Può Conte. sembrare che siano giocatori in attività al momento, che altrimenti andiamo in difficoltà. Ma sai che quando ho provato Valentino mi è uscito Flamini, quindi Ah, potrebbe anche essere che io ci riprovo, lo rimetto dentro. Senti Conte, fammi vedere. Oh, abbiamo beccato la O. Quindi la O è la seconda lettera, la E non è la ultima lettera. Non può essere, caro Netef, non può essere Blanc, perché la seconda lettera è sicuro la O. ma più che altro dobbiamo settarci sul fatto che non c'è la M, non c'è la S, non c'è la I, Conte. e tutte quelle. Dicono Esatto. Conte. Pare che siano giocatori in attività. Guarda Fabio Versatile che è tornato L'attacco indietro di 50 anni. Si dicono cose. Grandissimo. Ah. No, può essere la prima lettera, Soler. la E. Oh. Certo, Poi la prima e la abbiamo quarta beccato la O. lettera, vale. Quindi la O è la seconda lettera. Guarda sto stronzo. No, non è possibile, Fabio Versatile. Forza Napoli, sempre ti devo chiccare perché non è possibile. Non è possibile, però. Allora, No, Borré però vale, non ti può provo, essere. o la prima o la quarta. Soler non è il calciatore. Esatto, nel senso che potrebbe essere la prima, però EO, quanti giocatori si chiama che cominciano con Esatto. EO, giustamente. Quindi è la quarta, sicuro. Quindi facciamo conto che è la quarta. No. Prova Soler. Soler. Non lo so se No. esiste, però. A S non c'è. No. Attenzione, abbiamo un contender. Bello. Bella chiamata di Silvana. Vediamo un pochino. Perché ci Però la D troviamo non con- c'è. La D non c'è, brava, ci hai salvato. La D non c'è. E Kong non può essere perché la O deve essere al secondo posto. Ragazzi, questa è proprio l'ultimissima, devo scappare. Mannaggia a Fabio Versatile. Attenzione, abbiamo un contender. La M non c'è. La M non può essere, bravissimo. Questo è quello che mi serve. Mi serve l'esclusione di colpi. Sule? Attenzione, la S non c'è. No, la S non può La S essere. non ci sta. No, Vediamo le lettere. No, non quindi è vero. La S non c'è nelle. Prova No, sulle è scurato, quindi non ci sta. No, scura, vedi, Messi non c'era la S. Quindi Ma non può- Gomez? c'ha la S. Gomez, La S sta? di Messi. Non c'è la An- M, Tore. Anche la M. Gomez può essere. No, la M. No. Ah. Ricordatevi che le lettere si possono anche Sto in ripetere. ritardo, Potrebbe essere Scusate. anche una No, doppia. ma più che altro, essendo calciatori mondiali, uno pensa solo a Ma quelli infatti, assolutamente è europei, impossibile. capito? Questo è il più difficile gioco del mondo. Cioè, tipo, mo, che ne so, come si chiama?
Perché ha giocato pure a me, Diego Lopez per esempio. Cioè, solo Eh. Lopez, immagino. Tecnicamente ci può entrare, ma Sì, però la Z non c'è. nemmeno, perché... vedi. Allora. Esatto, consonanti che non abbiamo detto. Tipo... Robin. La N non c'è, quindi non si può fare. Anche la I non c'è. Vabbè, come quarta lettera ci devi mettere la E, sì. Ah, esatto. Quindi c'è Robin scritto male, potrebbe essere. Esatto. Robin con una B. Bellissimo. Allora, ragazzi, proviamoci per gioco, nel senso che almeno sappiamo se altre lettere le possiamo escludere. Anche se la N non... La N già Esatto. sappiamo che non c'è, quindi togliamo la N, mettiamo la A, per esempio. Certo. Allora, abbiamo scoperto... Attenzione, attenzione! Toby! No, la T non può essere. No. La T non può essere, ma sappiamo che la R deve andare all'ultimo. Quindi Ober... C'è una R. C'è la R che va all'ultimo. Tober, Lober, Cober, Nober, Chober, Fober, Tober, Lober, Yober, Esatto, Dober, ragazzi, ci dobbiamo arrivare. Ci dobbiamo arrivare per No, la forza. Rober, Mober, Gober. Prova una, che ne so, una J. Jobber? Non dico più Gober. che può essere. Il famosissimo Doberman. Esatto. Da Dobber... Jobber. Sober non può essere. Cober. No, nemmeno la C Ma la K nemmeno. non c'è. Wober. Ma... Esisterà uno che si chiama Wober nel mondo. Eccolo là. Sober come un brano ritorno. Well done. Adesso tutti a cercare la foto di Wobber su internet. Io vi abbraccio fortissimo, siete la mia famiglia. Valentina, Vincenzone, Tore e soprattutto Fabio Versatile che non si capiva niente. Vi abbraccio fortissimo, auguri a tutti. Riprenderemo questa storia dei giochi perché mi fa troppo ridere. Abbiamo un motivo per fare la live infrasettimanale come i pazzi. Esatto. Ecco Wobber, Ciao, esatto. un bacio. Eccolo qua, bravo. Ottimo. Dove gioca? Lipsia. Calciatore austriaco. Lipsia. No, Wober. sembrava lo stemma del... Wober. Vabbè. Lo stemma del Silent Hill. Auguri a tutti, vi abbraccio, vi bacio, Valentina, Vincenzo, Tore e tutti gli altri, Rosario, tutti quelli che anche non sono intervenuti, siete fortissimi. La sigla giusto per un fatto così, lasciate like che sto pariando. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prima sereno. prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Troppo forte sto fatto, la già fa sempre, troppo